Non vogliamo rinunciare a nulla, siamo i primi che abbiamo la volontà di sedersi a questo tavolo e di mettere su questo tavolo non so che percentuale di queste risorse. Certo qualcosa di importante, sui 200.000 euro che ogni anno spendavamo, le vogliamo mettere sul tavolo, al tavolo di queste associazioni, insomma. Lo vogliamo fare. È emersa una disponibilità pressoché totale da parte dell'amministrazione e di questo non possiamo che prenderne atto, ovviamente, essendo stata dichiarata sia dal sindaco sia dall'assessore. E quindi siamo per accettare, ovviamente saremo per accettare questo tavolo di confronto all'interno del quale o attorno al quale discutere di quello che potrebbe essere un po' il destino dei servizi sociali nel comune di Mogliano. Io, a nome anche delle associazioni che rappresentano il cartello, mi sento di accettare la vostra disponibilità a fronte ovviamente di una discussione a tutto campo in cui si discuta anche di quello che può essere poi anche il ruolo di operatori, di professionisti che si qui hanno dimostrato di